Galbani presenta Johnny Dorelli. Agente segretissimo. Shh. Sono sempre io. Devo sorvegliare il portiere di notte dell'hotel. Si è impadronito di un biglietto della nostra ambasciata. Buonasera signore. Sono l'Emiro del Zanzibar. Salam. Come si permette? No, volevo dire salam, benvenuto. È solo? Solo, con la famiglia. Avanti le mogli. Eccole. Devo ordinare la colazione per domani. Per le mie mogliettine, 14 cappellate, 25 tazze di cioccolato, un centinaio di brioche e un quintale di burro. E per lei? Un tramezzino al prosciutto. Prima di darle la buonanotte, un omaggio della direzione. Grazie. Ottimo. Sai che questo whisky mi ricorda... Prego, non c'è più, ma come io parlo... Tu non sei un Emiro, sei l'agente segretissimo. Un vero arabo non mangia carne di maiale né beve alcol, sulle mani. Io le alzo, ma loro sono le mie agenti segretissime. Ragazze, prego. E ora fuori il biglietto. Ecco il biglietto compromettente, capo. Occhio al cappello, Tribuna centrale, seconda fila. Ma questo è un biglietto Quale? per la partita di calcio. E noi che avevamo avuto fiducia in te. Diamoci piano con la fiducia. La fiducia è una cosa seria. Che si dà alle cose serie come Galbi Galbani, il dessert di bollate e frutta. A voi hotel. Qui hotel, il signor Bianchi ha ordinato una prima colazione delicata e nutriente. Galbi Galbani, naturalmente. A voi supermarket. Qui supermarket, la signora Giulia fa buona scorta di Galbi Galbani alla fragola, ciliegia, ananas, banana, perché in casa sua viene consumato a tutte le ore. A voi asilo. Qui asilo, per loro una pausa allegra, fresca e genuina con Galbi Galbani, un prodotto di fiducia. E Galbani vuol dire fiducia.